Riprendiamo la linea, il contesto è mutato perché ci siamo trasferiti proprio a pochi chilometri da Cesena, ma abbiamo raggiunto uno degli agriturismi e aziende agricole del territorio. Tra l'altro il nome è proprio Casa Agricola, quindi casa e bottega possiamo dire. E questo ci consente di affrontare maggiormente il tema che ha rappresentato questa giornata organizzata da Donne in Campo dell'Emilia Romagna. Allora cerchiamo di capire da uno degli esperti chiamati a confronto, Mario Angelo Neve, docente di geografia all'Università di Bologna e direttore di Labirinto, che cosa è cambiato davvero? Perché lei ha detto le superfici boschive sono esattamente quelli degli anni 50, quella che è diminuita è la superficie agricola. Nel giro di un ventennio abbiamo perso più di 2 milioni di ettari, insomma abbiamo avuto una diminuzione di SAU importante. Tenete conto che tutta l'agricoltura tiene il 15% del PIL se uno si include l'agroalimentare, quindi pesa molto, ma in realtà pesa molto di più di quello che sembra, perché è quella che, come dire, sostiene alimentarmente le persone, cioè vuol dire come si fa a rinunciare, cioè non si può pensare che sia un settore come gli altri, non è un settore come gli altri. E dal punto di vista culturale qui c'è bisogno di una vera rivoluzione culturale, cioè rivalutare quella che è la ruralità per l'importanza che ha sempre avuto, che in qualche maniera noi abbiamo dimenticato perché siamo una generazione che è venuta su col boom economico, abbiamo puntato moltissimo alle città, all'industria, a una vita quotidiana molto scandita, mentre queste erano popolazioni che avevano a che fare con l'incerto tutti i giorni, quindi molto abbandono che c'è nell'Appennino è dovuto a quello, sono venute a mancare le condizioni per cui lui potessero essere resilienti, perché quando rimani con solo poche persone anziane, la gente è andata via perché è emigrata, eccetera, è chiaro che nessuno si cura più del borgo, nessuno si cura più dei campi, eccetera. Ma noi ricordiamocelo, siamo un paese che ancora oggi non è un paese di grandi città, è un paese di piccole e medie città e fondamentalmente di tantissimi piccoli comuni. Siamo il 73% è collina e montagna, perché il problema resta lo stesso, la capacità di mettere in valore una cultura del territorio, che significa che tutti siamo responsabili di com'è il territorio, non lo è solamente il contadino, non lo è solamente il volontario di protezione civile, era quello che ribadivano oggi, la protezione civile la fanno tutti, però se non c'è questa cultura di fondo, sono parole buttate al vento, mi dispiace, ma è così. Il paesaggio ha memoria, è stato detto, e questa alluvione, ad esempio, ha visto i fiumi che si sono ripresi il loro corso. Ma questo che cosa può significare per la geologia della nostra regione, dell'Emilia-Romagna? Raffaele Pignone, geologo per la regione. Dobbiamo partire che il clima è una cosa che cambia, sono dei cicli. Se noi paragoniamo i cambiamenti climatici che ci sono stati nella storia, nel 1300, nel 1400, 1200, non ce lo dimentichiamo che a Londra si faceva il vino, si coltivava l'uva. Cosa vuol dire? Che faceva ancora più caldo di oggi. L'uomo, il clima e l'agricoltura sono una cosa strettamente collegata tra di loro. Cioè noi dobbiamo capire che la diffusione dell'uomo nel pianeta, sul pianeta, è dovuta proprio ai cambiamenti climatici. Ogni volta che cambia il clima l'uomo si sposta in massa. E poi dobbiamo anche capire, essere coscienti che il nostro Appennino è molto giovane, ma c'è ancora di più un altro fattore che è molto argilloso e quando piove porta via molto terreno e per cui oltre al terreno poi ci sono anche delle grandi frane. Tutta questa roba viene portata in pianura e se parliamo solo degli ultimi gli anni, insomma da quando l'uomo ha iniziato a coltivare, cioè gli ultimi 3-4 mila anni, l'uomo ha coltivato in Appennino, ma faceva tutti gli scoli, cioè aveva il suo campo con quando pioveva l'acqua scorreva naturalmente. Oggi no, e il mare quando fa caldo si alza, quando è freddo si abbassa e quando si alza invadeva tutte le zone costiere della Romagna, ma allora c'erano 200 contadini, 300,
Oggi non ce lo dimentichiamo, ci sono 20.000 alberghi. Questo cosa vuol dire? Che si sottrae terra alla coltivazione e in più maggiore impermeabilizzazione. Cosa vuol dire? Che quando piove l'acqua va tutta nei canali. Una volta veniva assorbita dal suolo, oggi va nei canali quantità enormi di acqua che poi trovano dei punti deboli dove straripano. Io propongo che venga fatta un'analisi di cosa è successo nella zona della Romagna, perché per esempio quel lavoro fatto dal comune di Ravenna è stato molto interessante, veramente sono stati molto bravi che le acque le hanno immesse nel canale Emilia-Romagnolo. Per fortuna in maggio non era pieno, perché l'agricoltura non aveva bisogno di acqua, e addirittura l'acqua si è andata verso il Po. Riflettiamo se c'è bisogno di fare altri canali che possono essere utilizzati sia per l'agricoltura, ma anche in queste emergenze. Cioè non fare solo lavori che servono solo a difenderci dalle acque, ma che abbiano una molteplicità di utilizzo in modo da, come dire, attenuare i costi. Dunque il messaggio finale è quello di un lavoro di squadra e naturalmente con l'agricoltura protagonista. E adesso restiamo in tema ma con un nuovo sipario, l'incontro di fine anno con la cooperativa Ortolani Cofri. La nostra sigletta non ci porta in campagna ma direttamente a vedere i prodotti che arrivano dalle aziende agricole. Siamo alla fine di un anno speciale che ha rappresentato molto per la cooperativa Ortolani Cofri, festeggiamenti ma soprattutto una crescita per quello che riguarda i rapporti e la rete con i produttori locali. Gabriele Cristofori, presidente, allora è stato un bell'anno e adesso che siamo sotto le feste si continua a festeggiare in qualche modo? È stato un anno per noi importante. Celebrare i 130 anni di vita e di storia di questa cooperativa sicuramente ci riempie di responsabilità e riempie i nostri soci anche comunque di consapevolezza di quanto una struttura possa essere importante per questo territorio e per lo sviluppo delle aziende del territorio. È stato un anno anche carico di sfortune, di disgrazie, del fenomeno alluvionale, a quelle che sono state le brinate, a quelli che sono stati alcuni eventi grandinigeri importanti, per cui sicuramente è un altro anno in cui i cambiamenti climatici ci fanno vedere quanto possono determinare le sorti delle nostre aziende. Però è un anno in cui comunque abbiamo deciso ancora, insieme al nostro Consiglio di amministrazione, che oltretutto è appena stato rinominato, di investire su questa azienda, di investire per cercare di rendere più efficiente questa azienda, più compatibili i costi, riuscire a liquidare sempre meglio il prodotto ai nostri soci, dare loro delle opportunità per quello che riguarda nuovi impianti che vogliamo che insieme a noi, insieme alla cooperativa, possano essere realizzati con tutte le innovazioni che possono poi servire alle aziende per attenuare anche l'impatto degli eventi climatici. Vogliamo essere il centro di una politica di sviluppo del territorio e dei nostri soci che deve tornare a ribadire che il concetto di frutta per l'Imolese è assolutamente strategico e importante e questa fine d'anno per noi deve servire a quello, per avere maggiori attenzioni anche da parte di quelle istituzioni che spesso hanno promesso un'attenzione sulla frutticoltura ma non sono ancora riuscite ad esprimerla nei numeri e nell'interesse reale. Per cui da questo punto di vista abbiamo bisogno che ognuno si assuma un pezzo di responsabilità, la propria responsabilità, come facciamo noi nella cooperativa, come lo fanno le nostre aziende che stanno soffrendo molto, così lo devono fare anche gli altri addentellati. E oggi dobbiamo essere più consapevoli che alla fine di questo 2023 siamo di fronte a una sfida epocale. Cercare di far permanere e sviluppare la frutticoltura sul nostro territorio o rischiare veramente di perderla. Per cui questo è il miglior augurio che possiamo farci per un rilancio della nostra attività e di tutta l'attività frutticola.
Ecco, tra l'altro se in campagna si lavora 365 giorni l'anno, anche qui in cooperativa, difatti anche in questo momento si stanno smistando i kiwi, che sono proprio il frutto che ci rappresenta in questa stagione, ma ci sono tante lavorazioni, ci sono anche i produttori che stanno portando frutta, ma soprattutto la verdura di stagione, perché questo è anche il momento che abbiamo un po' ribattezzato il Natale dei produttori. Vale a dire, ci sono proprio anche all'interno della bottega di Ortolani Cofri, che è uno dei fiori all'occhiello che vi rappresenta, la preparazione di tutte quelle che sono le ceste di Natale, le ceste delle feste, dove ci sono prodotti ortofrutticoli di stagione freschi, ma ci sono anche tutti i trasformati delle cooperative che aderiscono, ma non solo, ci sono anche parmigiano, vini, oli, salumi. Quindi alla fine la bottega di Ortolani Cofri raccoglie davvero la produzione a 360 gradi. Sì, abbiamo deciso di fare questo passaggio dal vecchio concetto che avevamo della bottega, quindi solo con frutta e verdura, a invece un concetto di raggruppare nel nostro punto vendita anche i prodotti trasformati della nostra filiera. Per cui quelli dei nostri soci diretti, quindi delle nostre aziende agricole, che trasformano direttamente sia vino che vasettame, sia di Conservitalia, sia di Consorzio Agrario d'Italia, come appunto si diceva, e riteniamo particolarmente importante dare una visibilità anche a tutto il nostro mondo e farlo conoscere sempre meglio al nostro territorio e ai nostri cittadini, che lo hanno apprezzato e lo stanno apprezzando molto. Questa diversificazione ha rafforzato il rapporto di Ortolani Cofri con la città e con non solo i consumatori ma i cittadini, perché apprezzano molto e capiscono sempre meglio quali siano gli sforzi che le nostre aziende fanno. Rendono ancora più visibile quello che è il lavoro che sta facendo la nostra filiera, che ritengo altrettanto importante, perché quando il cittadino capisce gli sforzi che vengono prodotti da una filiera, poi apprezza anche maggiormente quello che sta consumando e attribuisce anche un valore diverso a quello che sta consumando. Ecco, e tra l'altro, al di là di quelle che sono le ceste di Natale pronte, uno se le può far confezionare sul momento, quindi personalizzate, e tutti i prodotti appunto sono del territorio, e questa è l'identità importante delle nostre radici. Allora, ne approfittiamo non solo per salutarci, per darci l'appuntamento tra 7 giorni insieme, per ricordarvi che in sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti, ma anche per farci tanti auguri di buone feste per un 2024 che sia migliore per tutti noi agricoltori, voi ascoltatori. In collaborazione con